penso solo magari agli ammalati, a chi ha delle strumentazioni elettriche, sono tutti disagi che andrebbero affrontati uno ad uno, per cui penso che lo stato di calamità e il danno economico e il danno d'immagine ci sia tutto. Io non metto nessuno sul banco degli imputati a priori, dico che va ricostruita la vicenda e chi ha sbagliato deve pagare, punto e basta. C'è altro da aggiungere, anche perché avere una nevicata così forte ci può anche stare. Noi l'avevamo annunciata, addirittura prevedevamo 1,5 metri un giorno prima l'avevamo annunciata. Che si perda l'energia elettrica ci può stare, ma non che si stia giorni senza energia elettrica, perché allora non funziona più. I danni sono stati ingenti e penso che qualcuno dovrà rispondere di questo. Poi se lei mi dice chi, non glielo so ancora dire, anche se ho qualche idea, ma è bene che ce lo facciano dire dagli esperti in modo tale che poi si vada dritti. Si vocifera di questo summit nazionale a Palazzo Chigi, ma a tutt'oggi non abbiamo notizie. Io spero lo si faccia, siano coinvolte le parti sociali, l'azienda e ovviamente i 4 governatori che hanno chiesto da subito, ancora 1 mese e mezzo fa, di poter avere questa convocazione. Evidentemente Electrolux non è un'emergenza nazionale, c'è un gruppo che ha 6.000 lavoratori in Italia, ne sta per sostanzialmente mettere in discussione 1.600 posti di lavoro, non è un'emergenza nazionale. E poi ci riempiamo tanto la bocca di occupazione, occupazione, occupazione. E noi abbiamo 100.000 veneti che fruiscono di questo servizio, hanno diritto al rispetto fino in fondo e quindi mi aspetto dal nostro gestore che ci siano i convogli, che i treni arrivino puntuali e che non accadano altri guai. C'è questo poco ma sicuro, fermo restando che noi nel frattempo stiamo lavorando ormai da 1 settimana per vedere per bene un po' tutte le carte, per capire quali sono i nostri ambiti di movimento, come si dovrebbe dire. Lei ha detto che